Ed eccole le tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle tre cose bisogna farla prima della fine del mondo, quindi una delle tre cose dovete venire a farla in questa zona, nella zona dell'antica contea di Gorizia, che è più o meno anche quella di Go 2025. Abbiamo fatto le consuete tre scelte, destra Isonzo, sinistra Isonzo, e partiamo con la prima scelta di oggi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Siamo in quel di Gorizia con la scheda di promoturismo, eccola qua. Stiamo parlando di domenica 6 agosto, ore 17 a Gorizia in Borgo Castello. Come potete vedere c'è il quintetto Paul. Stiamo parlando naturalmente di musica, descrizione con Nicola Bulfone, Lucio Degani e Francesco Comisso, Silvestro Favero e Marco Dal Sas. Quintetto Paul formato da artisti che collaborano insieme da anni in svariate formazioni cameristiche. La loro attività professionale in veste di solisti li ha portati a esibirsi in numerosi festival e rassegne di tutto il mondo. Il programma prevede l'esecuzione accanto al celeberrimo quintetto mozartiano nella versione originale e per clarinetto di bassetto e del Quinter Satz, la cui composizione è stata completata recentemente, e del quintetto di Hindemith, composto esattamente 100 anni fa e di cui ricorre il 60° anno dalla sua scomparsa. Non c'è solo musica, ore 17 visita guidata al Museo della Moda e delle Arti Applicate in Borgo Castello, ore 18:30 concerto, a seguire presentazione dei prodotti e assaggio a cura di Annapi, il meraviglioso mondo delle api. Posti limitati. Per info 0433 43233, organizzato dal Museo Carnico delle Arti Popolari. Questa è la prima cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Siamo appunto a Gorizia. Adesso andiamo a vedere la seconda cosa da fare. Eccola qua. Siamo in questo caso a Monfalcone per Scacchi Bisiacchi, all'interno di Monfalcone Estate. Qua questa, come potete vedere, è la locandina e ci sono varie date dalla scheda di promotorismo FVG: 5 e 6 agosto, quindi è cominciata oggi e finirà domani, dalle ore 18 in piazza Falcone e Borsellino a Monfalcone. Vediamo la descrizione. Evento nell'ambito della rassegna Monfalcone Estate 2023, torneo amatoriale di scacchi con scacchiera gigante a cura di Innovation Young in collaborazione con l'associazione GG Giochi e In Gioco ODV. Info e iscrizioni al sito www.innovation, come potete leggere, innovationyoung.it/contatti. Da uno dei progetti vincitori della Innovation Young Challenge, la tua idea per il centro di Monfalcone, nasce Scacchi Bisiacchi, un torneo di scacchi annuale a Monfalcone in una location all'interno del centro storico, dove verrà installata una maxi scacchiera in grado di permettere a un ampio pubblico di fruire dello spettacolo delle ultime 4 partite. Il torneo di quest'anno si terrà in piazza Falcone e Borsellino a Monfalcone dalle 18 alle 21 e ci sono alcune date, dicevamo che sono già andate, mentre questo fine settimana, per domani e per questa sera, il 5 e il 6 agosto dalle ore 18, ci sono anche le modalità di gioco. Il torneo vedrà i giocatori suddivisi in gironi da 4 o più persone in base al numero dei partecipanti, eccetera eccetera. La spiegazione andate a vederla sul sito di Promoturismo FVG, organizzato da Comune di Monfalcone. Eccola qua la seconda cosa da fare: Monfalcone Scacchi Bisiacchi, questa bella iniziativa molto molto interessante. La terza cosa da fare assolutamente per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia, la trovata è questa qua, ovvero Cormons. Il telefono continua a mandare i messaggi. Cormons mostra Cormons 1914-1918, memorie della Grande Guerra, ed è a Cormons, nella sala civica, dalla scheda di promoturismo FVG, Palazzo Locatelli, sala civica a Cormons. Per qualche informazione toxdicormons.org è il sito. Per questa descrizione
Mostra visitabile nei seguenti giorni: sabato 5 agosto, quindi oggi, dalle 15 alle 18, domenica 6 agosto dalle 10 alle 13. La mostra è allestita sul soppalco della sala civica del comune di Cormons e si accede da via Imbriani. L'esposizione di oggetti di uso quotidiano vuol ricordare un periodo doloroso della storia della nostra regione, dando risalto agli uomini che hanno vissuto il conflitto. Durante gli orari di apertura al pubblico saranno presenti i curatori della mostra per accompagnarvi nella visita del museo. Organizzato da Tox di Cormons e Memorie, c'è un telefono per info più 39 347 148 5565 e questa è la terza cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Non abbiamo altro per oggi, vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se passate dalle nostre parti andate sulla nostra pagina Facebook, visto se vi è sfuggito qualcosa durante le trasmissioni televisive, vi prendete l'appunto di quello che vi interessa, un telefono o un orario, e potete usufruire dell'evento. Se passate dalla nostra pagina Facebook, dicevo, ci lasciate un like o cominciate a seguirla, ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. È tutto, dicevamo, per oggi. Noi ci vediamo la settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao!